Il nome sulla pietra. Una scrivania pulita, una sedia che non cigola più nell'ufficio di Sant'Adi. Celebrano il nuovo quartier generale di Iglesias come un traguardo tecnico, ma sotto il cemento batte un cuore che si è fermato troppo presto. C'è un motivo se questa struttura non è solo un edificio. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. In questo video non parleremo solo di numeri o di nuove costruzioni, ma parleremo della storia di un'assenza che si fa presenza, di un ragazzo che ha lasciato un vuoto che oggi cerchiamo di riempire con la pietra. Se ti interessa iscriviti a questo canale e ora guardiamo insieme oltre l'inaugurazione ufficiale. Agosto 2024. Il fumo saliva nero verso il cielo del Sulcis. Un incendio chiamava e un uomo rispondeva. Michele Murenu aveva 24 anni, un giovane di Assemini con la divisa del corpo forestale cucita addosso. Non è arrivato a spegnere quel fuoco. La strada lo ha tradito mentre correva a compiere il suo dovere. Oggi la politica firma le carte. La giunta regionale ha deciso. La nuova sede dell'ispettorato di Iglesias nell'ex ostello della gioventù porterà il suo nome. Hanno trasformato un luogo di vacanza in un fortino per la difesa della terra. Entro maggio 2026 qui ci saranno uffici, coordinamento e una base per elicotteri. Sarà il fulcro della prossima campagna antincendio. Un potenziamento logistico necessario, dicono. I tempi della burocrazia sono stati lunghi, gelidi come i corridoi vuoti di via Canepa che ora vengono abbandonati. Ma a maggio le chiavi gireranno nella toppa. Sento il fruscio dei documenti che passano di mano in mano tra uffici regionali e comunali. Tutto sembra incastrarsi perfettamente nei bilanci e nelle planimetrie. Eppure, tra l'odore dei mobili nuovi e il rumore delle pale degli elicotteri, resta il peso di una vita spezzata a 24 anni. Se anche tu senti il peso di questa storia, sappi che non sei un semplice spettatore. L'isola in forma esiste solo perché ci sono i tuoi occhi a dare un senso a questi racconti, a impedire che il tempo consumi il nome di chi, come Michele, ha servito questa terra fino all'ultimo respiro. Sostienimi e supportami se il video ti è piaciuto. Grazie di cuore per il tuo tempo e a Sibire.